La Procura di Messina ha avviato un'inchiesta, l'ente di ingrandimento in azione per leggere, interpretare e capire la reale portata delle minacce inviate con una lettera al procuratore aggiunto di Catania, Ignazio Fonso, ma riferite alla sua attività di magistrato anti-abusivismo svolta da Agrigento e provincia. Nella missiva ricevuta dal PM lo scorso mese di agosto, ma la notizia è trapelata solo nelle scorse ore, si accusa Fonso di essere cattivo e spregevole e di avere fatto piangere tante famiglie con le demolizioni che sarebbero servite soltanto a fargli fare carriera in magistratura. Ed infine il mittente, scomodando il Padre Eterno, scrive che ti faccia soffrire le pene dell'inferno. Il movente dell'intimidazione sembra essere chiaro. Fonso, esponendosi anche personalmente con lettere formali ai sindaci e agli amministratori, ha di fatto avviato nel territorio agrigentino la stagione delle demolizioni delle case abusive. Il fascicolo è aperto a carico di ignoti. Non ho nulla da dire, non saprei davvero cosa dichiarare in questo momento, sono le parole di Ignazio Fonso. Le minacce indirizzate all'ex procuratore aggiunto di Agrigento sono solo l'ultimo capitolo di una lunga serie di veleni sulle demolizioni degli immobili abusivi che in provincia di Agrigento sono state compiute soprattutto a Licata, comune che fino al 9 agosto scorso era amministrato dal sindaco Angelo Cambiano, che per avere dato corso alle operazioni di abbattimento ha subito anche lui minacce di ogni tipo. Gli è stata persino bruciata la casa di campagna e da allora vive sotto tutela. Adesso Licata è sotto la gestione commissariale affidata a Maria Grazia Brandara, dopo che il Consiglio Comunale ha deciso di mandare a casa Cambiano, approvando una mozione di sfiducia nei suoi confronti. La campagna giudiziaria della Procura di Agrigento, allora diretta da Renato Di Natale, è iniziata nel 2014 con una serie di lettere diffide con cui si intimavano i sindaci di fare rispettare le leggi avviando le demolizioni. In caso contrario sarebbe scattato il reato di omissione in atto d'ufficio. Così le ruspe sono tornate in azione. Non sono mancate le fibrillazioni. Le polemiche sembravano però essersi attenuate. Adesso la tensione torna altissima.